che ha trovato la sua Repubblica, l'utopista nella stanza dei bottoni. Eletto deputato come indipendente nel 1976 nelle liste del PC, è stato fino al 1979 presidente del gruppo della sinistra indipendente della Camera e contemporaneamente deputato europeo. Si è adoperato per favorire l'ingresso al governo del Partito Comunista Italiano, basandosi sul presupposto che il PC sia cambiato e guardi ora all'Europa e non a Mosca. Nel 1979 il suo mandato è stato riconfermato sia al Parlamento italiano che a quello europeo. A Bruxelles si è fatto promotore dell'iniziativa Coccodrillo, che al Parlamento europeo unisce tutti i deputati di tutti i gruppi di tutte le nazioni per arrivare a una Costituente europea.